c'era l'osteria, c'era anche il barbiere, come mi diceva mio nonno, perché all'inizio della nostra attività come famiglia si prestava parecchio a fare dei matrimoni classici come si usava una volta. La nostra storia è nata circa 20 anni fa. Avevamo un altro ristorante, un altro albergo. Siamo venuti a San Bartolomeo. Ci abbiamo creduto, all'inizio è stato un po' difficile, però insomma siamo partiti bene con le camere. Io sono Patrizia, sono una delle titolari del ristorante Menegaldo e lei è mia sorella Stefania, quella che cucina. È la terza generazione. Noi siamo questo, siamo retro e ci piace essere così.